Alticcio al volante è rimasto coinvolto con altre due vetture in un incidente a fine marzo a Castelfranco, finendo come gli altri due conducenti all'ospedale. Ma la lezione non gli è bastata, tanto da essere nuovamente pizzicato ubriaco alla guida pochi giorni dopo, sempre a Castelfranco e stavolta con un tasso di alcol nel sangue ben più elevato. È una stangata quella che attende un automobilista di 48 anni di Galliera Veneta, per 2 volte finito nel mirino della polizia stradale, guadagnandosi una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente e pene pecuniarie che potrebbero superare complessivamente gli 8.000 euro. Nel primo caso aveva un tasso di alcol di 0,76, poco oltre il limite, nel secondo il doppio, 1,56. Va anche detto che l'esame tossicologico effettuato in ospedale su tutti e tre i conducenti rimasti feriti nell'incidente sulla regionale 53 è poi risultato positivo. Tutti avevano dunque bevuto e si erano poi messi al volante. Un fenomeno preoccupante, basti pensare che nel fine settimana la Polstrada ha effettuato controlli in tutta la provincia, verificando lo stato di 100 conducenti e sanzionandone 3. 2 erano oltre il limite, una ragazza neopatentata pur sotto lo 0,50 è risultata positiva sia ad alcol che alla cocaina.